Gli accessi all'ospedale di Padova tendono a risalire verso la media pre-contagio già in questi pochi giorni da che le misure di confinamento sono state in parte allentate. Il direttore generale Luciano Flor raccomanda senso di responsabilità. Non siamo mai andati sotto i 1000 malati ricoverati. Oggi stiamo assistendo ad un maggior afflusso di pazienti per attività ambulatoriale. Oggi dobbiamo tenere l'attenzione ancora più alta, perché in fase di urgenza e emergenza poteva capitare anche di venire a contatto con un malato, oggi non deve più capitare. Noi chiediamo responsabilità, rispettare le regole, rispettare le distanze, perché noi lo facciamo per garantire la sicurezza di tutti. Le cifre con il direttore sanitario Daniele Donato. Abbiamo eseguito più di 170.000 tamponi su tutta la popolazione. Di questi 170.000, circa 27.000 sono per i dipendenti. Ecco, sono numeri veramente importanti e la positività sui 170.000 tamponi è di circa 5.000 tamponi. Degli 8.000 dipendenti adesso abbiamo 144 positività. A Sant'Antonio, dove abbiamo già eseguito più verifiche per quanto riguarda i tamponi, non abbiamo più nessun positivo. Tamponi preventivi, come è organizzato l'ospedale di Padova? Chiediamo che ci sia la prescrizione laddove c'è un sospetto, laddove c'è la necessità di eseguire un controllo.